que se alegre y sorrisi son de batà. Arturo! Che scemaia, questa è più scema del tutte. A non è una scemaia, le giù di me sua che te ciamo, ma ti lesi del lungo giornale. Vorrei anche portarmi via che ti manco te ne accorgesci. Sì, me la accorgeva, stesso io, lo dico mie che ti manchiesci tie. Che saeva tanta pace e tanta tranquillità in questa casa e poi, ma chi è che ti porta via ti? Pensando che poi doveva vedere punto e vuoi. Simpatico stamattina. E cosa che è tu? Ma ti chiamando spesso? Ma è possibile che vi altre donne non vi rendi conto di quante sei orribili, quante sei non c'è a uscire? E poi dice che infatti vengono cioè gli uomini e le donne e si capisce. Come te spiritoso. Sì, allora, per cosa ti veniva a fare se ti metti a voi? Gesù a fare? Avevo bisogno da te. Ora non ti mi servi più. Ma se ti metti a vedere lungo per tutte le scemaie, anche quelle sulla bellinè. Si vede che ho sempre bisogno di te, amore mio. Qua se vai a scemaia fammi un esempio. Ma devo dire in ordine alfabetico così come venga. Allora quando ti mettiamo per vedere cucina da pasta? È il signore padrone che la vuole al dente. Ma la pasta che pretende? O la stabilio quello che l'ha inventata la pasta. Invece tu riesci a andare a lavorare in una fabbrica di pastette e colle affini, te lo dico mio. Mia, se non ti va bene manco per te faccio da mangiare. Se può sapere perché non ti mai scusato. Per come ti favi da mangiare non ti seguivo che sei bastiato di sciù che ti scusava. E ti sposò perché... Perché? 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 Se ti sposò qualche motivo che sai, almeno io. Mia, non ho tempo di stare qui a sentire il discorso da imbriaco. Ho ben altro da farmi. No, aspetta un'oretta. Stai un po' ti vedi che da chi ha nome vedi anche con lo motivo. Scemo! Grazie. Prego. E donne, non è mai contenta di niente, sì. Solo me io già saliva contenta, sì. Un giorno che mi avete bello redeno, un due che mi portano via, non dico mie. Sbagliato! Alecchi. Sei contenta? Me basta avere certezza che prima o poi anche ti... Si vede che quando all'aria uno provo a fare il valigia o le belle che fate, Ma quando sei arrivato, che cosa ti hai fatto? Ti ho spaghetto per entrare, Non sei più su in niente. Quando si entra in casa di altri, ti capisci? Mi puoi essere? Anche mi ande. Quando si possiedono le chiavi di casa, non si sonna. E quanto è miande poi? Mi qua mette e ti con fisico de brunzo de riace che ti te ritrovi non è pericolo de commette in peccato mortale. Sì, se che la persona che non permette giudizi estetici te proprio il titolo di mie Mia, me. e te esperienza e una discreta scorta de capitale sono le tre cose che mi permettono di fare e di dire con te quello che voglio. Ma non capisco perché ti devi avere le chiavi di casa a me. Semplice, perché questa è casa a me. No, è lì che ti fa la strada a me. Questa casa che te l'hai regalata a te è un buonanima del tuo maio quando ne siamo sposati. Ergo, non è casa tua, è la nostra. Sì, ma se non ti vuoi che mi aggiunga le chiavi di questa casa, accattitene un'altra e vani anche a vivere. Ma l'ho accettata per buon regalo ricevuto, perché in casa mia si è sempre detto che abbandonato non si guarda in bocca, per educazione lo fai. Come a dire che quello regalo che ti ho fatto mi e quello buonanima non è più gradito. Non è mai stato gradito, hai pazienza. Mi aveva pensato per me che ti voleva da consegna da ciù un po' meglio, non è vero? Hai ragione, sai. Oh, come hai ragione. T'hai proprio ragione. Bene. Perché, visto che rasa de porco si trovò per mai nostra figlia, e non sai cosa in stagio. Sì, una stalla per porchi, ma combinazione in città non gnea. Manco in tu besagno, dove che de tutto.
Ma quando è che la smetterete di parlarvi d'amore quando vi si lascia soli? Ciao mamma. Ciao Sterling. Ma come mai non ti hanno comprata? Ah, non è colpa mia se sono costretta a far tutto da sola. Ma se che rimescendo in questa casa che te lo dico mie per tutte le cose che ti conviene. Ti sei dovuto trovare un rascetto, quello che ti piace, quello che ti devi per levare la vostra di bellezza tanta faccia. Lo trovo in cantina, a scatole di tappi da buttigiare. Ma mi te l'ho sempre detto che questo rimbambio non è all'uomo che te che voleva. L'unica scusante che ti è che le primo che te conoscevo. O per l'ultimo, perché l'ultimo che sono me, o è quello che la dovuto sarà a porta a tutti gli altri. Senti, la maggior parte dei mariti delle mie amiche. Ecco, ti hai fatto bene a precisare, la maggior parte dei mariti, non di uomini. Ti trovi qualche differenza? Si capisce come da un giorno a notte, e cui mai se che dorme e basta. Infatti, t'avevo chiamato perché ti mi aiutassi a già perché quando non sono ancora asciutti, se si a meglio con meno fatica. Che di mai? Oh, torna! E mi ne conosco ben, che quasi tutti caricano la lavatrice. Sì, se lo caso mettono sul tucco. E poi passano bene all'ucidatrice, prima quei spazzole di crema e poi quei feltri e poi battono bene i tappeti e quando viene l'estate li leva, la rotola e che mettono dentro a naftalina e non si vergogna di farsi vedere shorti a mattina con un sacchetto d'alimento a mano. Guarda, figlio di rompime l'anima in stereofonia tutte e due, l'ultima a sera porta l'altra luce, me ne vado. E dove? A stagione me ne vado. Ti sei finalmente deciso. No, me no. Mi vado a stagione a trovare il maio e a domandare che c'ha sulla tomba come mai, non si è mai fatto, non l'ha mai pensato, de cosa ma viva lasciò come eredità chi è in questo mondo, di altre due, lo dico mie. Ma tutto bene, signora Pina? Bene, Sabina, ma abbiamo già fatto? L'ho visto! Ma chi? Cose? Ercole! Chi l'ha visto? Che sei torna? Ercole! Ma chi è questo Ercole? Semmai si sieda qua, signora Pina, e si spieghi bene. Ma ti dà anche una mente, ma non ti vedi. E tagi, un mego l'ha detto che per sapere bisogna lasciare che si sfreghi. Scusa tanto, ma poi riesci a spiegare un po' anche a me cosa succede? La nostra vicina di casa, alle vidua. Ah, Ma lei è sicura che semmai io l'enco in casa e di quando in quando si fa vivo. Capito. Questa volta com'è andata? Ero in cucina e stavo piangendo. Per dispiacere. Ma no, per le cipolle, quasi non ci vedevo dalle lacrime, quando in un momento... In un momento? Che suspense, che thrilling che dritto, Ercole! Somaio. Ma no, No. il pomodoro. Il pomodoro. Sì, è salito su dalla tavola. Se vedi pure a figlio di mangiare. Ciao, ti l'auguro. Mentre stavo guardando il pomodoro che giocava a fare l'elicottero, ho sentito un forte rumore provenire dalla camera da letto. Sembrava scoppiato un terremoto. Vado di là. Niente. Torno in cucina. Sorpresa! Il pomodoro non c'era più. No, il pomodoro c'era, fermo sulla tavola, ma al suo posto ne volava una mela, una pera e una banana. E se vede che esce l'elicottero stavolta che è a Macedonia. Ma non capite, era lui che le faceva girare. Il pomodoro.
Ma no, l'Ercole! Ah, le famose fatiche di Ercole, di sé, sì. Mi scusi. Ma perché secondo lei suo marito si metterebbe a far girare la frutta? Perché da amico che già qualcos'altro con lui. Ma non mi credete? Ma no. No. Ma non mi credete proprio? No. Allora, venite un po' di là a vedere. Venite, Sì, vedi? Non lo che penso mago deve venire. No, non ti vedo. Non lo vedo, mia. allora, Le frecce tricolori l'ho già viste, te lo dico quello con mago dei vicini. Ma povera donna. Ma sì, poi donna, te lo dico mia. E quando si quei beci che le rompe l'anima con questa storia, questa qui, alle proprio fior di testa. Voleva qua fantasia che mentre si scrive anche dei libri di fantascienza, la tomata extraterrestre, alla incuga dell'altro mondo, a fare la palanca a capellè. E che ghio, va? Oh, Letizia! Finalmente! Sì, sono Finalmente mia, la persona simpatica. Cos'è Chi che? te Nandio? Ma cos'è che? Ti va bene? Cos'è che? Sì, niente, ti stavo amando, sì. Ma perché tu mi conosci? Ma tu ti amiavo come amico. Ma come amico? Ma perché ti hai messo sul tipo o cose? Mia, che conto fisico non ti voleva manco de bada. Ti sei un secondo che parlo di me fisico anche, Ma per forza. Perché? È perché ti chiedi oggi che parlo di borsa da viaggio. Mia, Arturo, quando è l'ultima volta che abbiamo fatto le analisi? Non mi ricordo, c'è che... Ma ti è venuto qui per salutarmi come amico o come amico? Oggi pazienza, su. Perché ti che vedi qualche differenza? E si capisce a bolletta. Perché ti doveva darmi, mi? Non a bolletta come quella da luce do gas o quella che se non ti paghi tagliano. E mi, io sai che ti aveva data già. Ma vai là. Ti sai perché ti mai aveva da bere? perché? Perché così, a Reggio Croce, ma perché non ti laggio per tanto? Ma è possibile che Beatrice Negri abbia solo malattie del fisico e non dico quelle dell'anima, ma quello che passa in tuo cervello ai gente, lo dico mie. Ma lui ha l'idea che ti chiede qualcosa. Qualcosa di... E a me, auto vedo amico fin dai tempi da scuola, non ti che dici niente, mia, che peso da perpetuo ad un preposto, cosa che è? A un mio amico, meno che non segreti, sì, perché ti te assistio all'inizio d'un mese esperimento. E quando è? E quando mi sono sposato, te ti testimoni del nostro. Balin, quelle come sono tutto da quel momento lì. Si può scherzare. Stava, senti, le 25 anni che mi sono affrontato. Lo dico che un raggio le freddo, che voi si mettete a camicia, in tuo letto, no? Ma non più mai un giorno di licenza. Vivo messo e almeno combattevo in fronte solo. Morto lei c'è qui, e un secondo, le penso di stare in grado. Ma Lucrezia. Ma no, a Lucrezia, con le messe dite, di capisci come Medio Oriente, guerra tutti i giorni, guerra per mangiare, guerra per vedere la televisione. Più. A Patrizia. A Patrizia, beh, sì, per lei avevo pensato un delitto perfetto. Sì, lo studiavo ben, sei stato perfetto. Ma poi mi sono detto, e se poi una volta morta mi vede arrivare in cucina, che fa già i cassoni, come quella che fa già i mele, le banane, tutta quella roba lì. E poi me l'arrangio. In ta cucina, da te vicina, cosa è che succede? Si vola dalla società, te lo dico bene. Va bene, intanto anche che è un sciopero di uomini in rada, o so bene mia, perché dovevo andare a Palermo, pigiare un aereo, per convegno, mi aspetta. E allora perché non te ne travagliare allo spià? Da quando c'è il codice del malato di Beatrice Negri sei di lungo ferie. Ma sai, io libero di pigiare una giornata di ferie, quando vedo, mica non mi gatto fortuna, E poi mi fermare, quando che non fai tanto, l'azienda a ditta va avanti un mese, mia. Piuttosto, questa è interessante, a te vicina cosa ga? E Vigiuini? Non lo so, Vigiuini, queste sono allucinazioni, te lo dico mie, vere e proprie. Questo è benissimo, sì. Ah, sì? Sì, perché la scienza insegna che quando accadono questi fenomeni, Sì. vedi che il legame tra i due soggetti era un fortissimo. Sì. Fortissimo, ma sarà te lavare tutti i giorni peso di mia Lucrezia?
Allora a causa può essere un rimorso, sì, un rimorso. Ma rimorso le cose. E non avete fatto ancora un primo passo per pacificarsi e mostrare tangibilmente un suo affetto per lei. Ma te, un maio da vigionaia, è un bello che ha netto. Dove? A sta gente. Morto. È l'unico modo per farsi rimpiangere, te lo dico io. Esce. Di tante cose sentimmo a mancanza, proprio quando non galemo più. Allora per sentiamo a casa di me suocera, queste dobbiamo a sala, quasi che dico, se d'accordo con la massa, te lo dico mie. E anche te, suocera. Alla in principio a parlare bene del suo Maio, e dopo quello è morto. Sì, serve, assolutamente. Prima voleva un re di strasui, dopo morto le allora si punta a questo mondo. E donne, te lo dico mie. Ma non mia, anche prima lo stimava per dire. Ma lo contava de balle, o contava de balle prima, contava de balle dopo. Cioè, tu contavi quella della Uga a me? Uga, non è questione di Uga né di Uga. La questione è che il vero affetto, il legame che la teneva avvinta a lui, l'ha scoperto quando ormai è un leano tutto. A morte. Sì. Ma mia, anche a lontananza fisica, basta cose di borbotti. Ma mi penso che mia moglie se mi muovesse, in me confronti a Cangeva da così a coscita, capito? Lontananza fisica, ma cosa ti vuol dire? Divorzio? Ma se più divorzio per aiutare quando è in rapporto che il problema allora No. Anzi, il divorzio faceva a ragione con de ciò, siamo fuori a strada, no. Perfetto contrario, te lo dico mie. Me? Devo morire? Cose? Ma non è che ti amassi! A furia di cancaruti ti abbiamo anche a cervello, via. Ma cosa te capito? Gli altri meghi fantasiano che nei, mi devo solo fingere di morire, perché solo così mia moglie e mia suocera cangiavano un'opinione nei miei confronti, te capito? Io capivo, ma come ti pensi le fa? Ecco perché mi serve l'intervento di un amico. Poi ci sarà l'amico! No, scorditelo. Ma solo per un paio di giorni. Dopo risolvo di nuovo, ti capisci? Sì. Allora, le vea o non le vea che ti metto male di salute? Sì, in effetti. E poneva anche noi. Ma quello tutti, Allora firmimelo questo apparente certificato di morte. A lei ha soluzione. Tagi, ridicolo. Morte apparente. Si muore al pomeriggio e si risuscita al pomeriggio del giorno dopo, in tempo per sanare. È geniale, sì. Geniale. È un po' genio. Degni chi? Denunzia a polizia e all'ufficio di giro. Denunzia di morte all'anagrafe. Denunzia a quelli dell'assicurazione, perché mi so che ti te asseguiò. E figurate un po', se quelle messe se ne stanno senza un certificato di morte. Ma non sanno figlio. Sì. Ma stiamo a sentire, gli altri neghi, fantasia niente. O morti o vivi, diede me sono che ne. Stiamo a sentire. Me ho sabuseia. E nella notte fra la domenica e lunedì io ho risolto. Ditemi di pensare a mia moglie e a mia suocera e a tutti gli adempimenti amministrativi. Ti devi pensare che te. E i vicini? E quelli che stanno a casa chi? Ma siamo contenti come Pasqua con la gente lì e fanno il dissate a Mortaretto ricordando questa cosa anche di chi ha 20 anni, ti capisci? Un morto che resuscita. E se si ricorda, hanno detto tutto il nome, ti passi la storia ti asci, ma te capito? Ma fino alla scemaia se lo fisse via. Ma è tutto per cose. E per un certificato di morte. E quando poi dimo così ti tadesci? Non sai io c'è con lo strasone della Pantera, ma non casa, un tuo portico quando ci vede a bratta. Usago va candeia! No, mi non è stato, no, è troppo pericoloso, mia. E se succede qualcosa di imprevisto? Ma che diamo a tutti quanti che le stai un scherzo. Comunque,
Qualunque cosa succede, che penso, lo dico mio. E cosa Ne ti rispondo fai? io. E come? Come te che rispondi? Ti me paghi? Sì, se capisci. Mi metto a parcella. Allora, parcella in arrivo, palanco in partenza, te capito? Qualunque cosa, pago me, te pago me. Cosa ti che paghi? Esce tutte scatole di medicine che ne dà e dico, esce tutte che è scritto campione gratuito per i medici, vietata la vendita. Non vogliamo mica che ti paghi, Cosa ti ho detto? Sta male? Ben nu de sicuro, ecco. Buonasera! Sì, non so, può darsi che E allora cosa è che ti aspetta darne questa gioia? Il giorno che salerò l'ultimo respiro, mi rimpiangerai che a me, se mi rimpiangerai, te lo dico mie. Fermo la prova? momento, se chi ha cosa adesso per lunghe e medicine vengono a cattare in farmacia da Bagnasco perché meno che non può. Devo andare E dove? in farmacia e medicine che metto qui, così fermo subito la prova. Stamma a sentire, quando ti chiami te muoia o te su e ti che fai un rosto e pigia fuoco un rosto a cucina e tutto quanto, in te quei momenti lì, e ti manchiò, e se ti manchiò, te lo dico mie. Assai ha sempre la soddisfazione. Sì, mia, a mezzogiorno cannelloni al forno, te lo dico me. Accatita lì! Ma sai, io stato scemo a dite adesso. Io basta ti me zango show. Ma cosa ti vede che succede? Mia moglie e mia sorella che sono chete come figlie e moglie e mi credono morto. Quelle pompe funebri peggio. E poi che saliamo per contro la risurrezione miracolosa e siamo tutti felici e contenti. Tutti, E a me tu chi ha dato notizia dalla venuta morte a me, te? Ma mi c'è casino che non ti dico. Prima i miei colleghi, non è come i musci. Poi i giornalisti per la televisione, che chi, anche se ho fatto le case a cena, se devi sbagliare a finire Rai di Roma, te dico me. Ma siamo tutti felici e contenti, te lo dico mia, che sei a qualcuno di te colleghi, non neanche a guardia a peti, capisci? Per quello che l'ha visto, per quello che l'ha vissuto, ma ti schiacci per davvero. Complimenti. Ma ecco, proprio ai miei colleghi cosa che conto? Che per constatare l'avvenuto decesso, per constatare che insomma il cadavere fosse veramente cadaverico, come i sospettati davanti a bocca, come ai tempi di Carlo qui. Ah no, e ti che dici che si tratta dell'esperimento psicologico? Sì, ti ridi. Sì. Perché non ti che niente da perdere, mamma, all'ordine dei meghi, cosa che conto dell'esperimento psicologico? Ma te lo saputo dell'esperimento psicologico, ma come per vedere a reazione, o meglio, e varie reazioni psico e fisiche in due donne del mese te e femmine in complimento di fronte ai strani, quando sono sottoposte a un stress dovuto a un'emozione forte, consistente, bella consistente. Consistente, sì. Vabbè, tutto bene, se mi sei un psicologo, ma mi sono in ortopedico! Ah, questa cosa qui, ormai io non sono, caro mio, io fui, te lo dico bene. Ti che solamente i vesti ma per piacere. Si te da chi ti mi fai un'impressione, ti mi pare che ti spusi, sa? Non parlare con morto, te lo dico bene. Devo qua a fare un cadavere, te capito? A proposito. Chantila lì, se no va a finire che ti ha messo in sciusero. A proposito. Dove l'annetta a finire Lucrezia? Ma di tu sta qui, pepeggiato e penuetta, Ti vedi? Alle sa preoccupatevi, a non vedere che resta solo. Non è quello. E come no? Ti che fa di angoscia! Secondo lei ti cominciavi bene da lei, scusa. Anzi, sai cosa fa solo? È una bella idea. Per rendere la scena un po' più realistica. Sì. Sta sendo a candela. No, sono allergico a pura e ho fumo specialmente con la candela. Ma ti pensi che
se comincia a arrivare tutti quanti che con quelle candele lì che rassenda, mi cosa che dico? Ma te capito? Quelle di pompe funebri, cos'è che dovevo dire? Sono allergico! Io sapevo che succedeva qualcosa di imprevisto, te l'ho detto! Ma cosa ti che succede? Tu che nessuno che le va più a casa quando è morto, tu, te capisci? E poi, appunto, le candele bastano accendere. Cioè. Ma se non ti puoi accendere perché te l'hai fatta messa? Ma te l'ho detto perché quelle pompe funebri che devo uscire, sono allergico al fuoco, ma ti scherzi? Hai mai visto un morto che si mette a strinare? Ma se te dico mi spero solo che me dai c'è un certo, non ha tempo, da mia, dopo tutte che la, e anche che la cacciopa fa di me un rispettabile professionista, come udiva lei. Calmite Giacomo! Mi rendo conto che ti dispiace, ma ti hai fatto del torneggio. Ah, non è colpa a te. Questo tu dici, perché non so mica... A colpa e a sé. Qual è colpa? Quella di Tiao Gambì mentre ti auguravi. Davvero. Piuttosto, aggiustate un po'. Sta arrivando l'assicuratore per rispettare i suoi doveri di circostanza. Per telefono mi ha detto uscire. Chi è che deve venire? Non mi di che non ti sai che 2 anni fa l'Arturo l'aveva fatto una polizza di sciavita. Ci lo so, te l'ho detto, ma... Ti vuoi fare un piacere, resti venuti? Ma anche... Ma anche... È una domenica e... cosa ti è impedimenti d'ordine religioso? Per caso te terziario francescano? Ma no, non è quello. Dico... Ma come ha fatto Savello? A ritrassarlo, Sostenami! In Sciapoliza che è un numero di telefono al quale rivolgersi immediatamente in caso di morte per la constatazione dell'avvenuto decesso e che anche precisò un numero in funzione su 24 ore su 24. Sì. E questi sono rimessi all'italiano. Perché te dei vampiri si andano, ti aspetti 6 mesi. Ti muovi. Se precipitano come un'astronave a oriento dallo spazio, ti capisci? Vi prego, aspetti Luchi, troppo Sì. torno. Ma un po' poco però. Torno. Stai contento, va? Con tutta quella... Senti, ti dico, ti devi anticipare sul No, non è un momento. Oh, è permesso? Permesso, c'è nessuno? C'è qualcuno in casa? Sì, ci sono! Scusate, la porta era aperta, ma la signora mi aveva invitato. Per lei, dal punto di vista clinico, non ci sono che 3 possibilità. Paresi, anchilosi dell'anca in fase acuta, oppure se l'è fatta addosso. E in quest'ultimo caso non mi meraviglierei. Parente? No, veramente io sarei... Semplice conoscente. No. Un amico del defunto, molto probabilmente più che un amico, un grandissimo amico, quasi fraterno. Sì, per me sì, per lei non so. Dipende. Da che cosa, scusi? Sapevo, non sapevo certe cose che... Posso farle qualche domanda? Sì, ma di che genere? A parte il fatto che le domande qui le faccio solo io. È a conoscenza che il suo più caro amico ha stipulato con la mia assicurazione una polizza sulla vita? Lo so bene. Avanti in firme, la prima cosa che te di altri è chiamare il suo mese di medico curante per avere notizie dello stato di salute. E poi ho fatto visita d'Augusto. Ma lei cosa c'entra con tutto questo? Cosa c'entro? Cosa c'entro io, amico bello? Perché sono io il sottoscritto che da sempre è... Pomeriggio, scusami Arturo, Ulea Stetu, non so medico curante. Lodevole il fatto che gli abbia chiesto scusa, visto com'è ridotto questo poveraccio. Anche un grazie, Pensa che per lei ho sempre travagliato de babbo. A proposito, questa calebella, cosa che
fan con cui speggetti? E che te va tanto? Oh, bene, vediamo di cominciare a lavorare, visto che sono pagato per questo. E deve pagarla anche ben, visto che fa un travaggio anche di domenica, eh? Sta scherzando? Per un ispettore delle compagnie di assicurazioni non esiste la domenica, il Natale, la Pasqua e nemmeno il Ferragosto. La nostra, a modo suo, è una missione. Quando il morto chiama, noi dobbiamo accorrere. Ma non come sei io dei morto che c'ha qualche. Per prima cosa dobbiamo accertarci Sì. che il nostro cliente sia veramente tale e non un impostore. La premura nasce dal fatto che il cliente potrebbe fingere il decesso per intascare il cospicuo risarcimento dell'assicurazione. Sì, ma questo non è sicuramente proprio il nostro caso, non è vero? Lei non ha idea di quanti truffatori battano le nostre strade. Uno dei nostri compiti è anche quello di consegnarli alla giustizia. Mascia dice proprio la giustizia, quella giustizia lì. Proprio alla giustizia. La legge parla chiaro. Per reati di truffa patrimoniale e danni di compagnia di assicurazioni è prevista una pena fino a 5 anni di detenzione e una sanzione che si aggira intorno ai 100.000 euro. Oh, bello, signor Cuscicau. Non si sente bene? Non mi sento bene. Guardi che lei non ha fatto una bella cena, sa? Accetti 2 consigli. Primo, si faccia una bella assicurazione sulla vita, non si sa mai. E poi, vista la fine che ha fatto il suo amico, dia retta a me, cambi medico. A proposito, dato che è lei il medico curante, lo ha redatto il certificato di morte? Morte? Chi è lei che è morto? Non mi so niente di morto. Come che è morto? Non è lui il morto? Quello è morto? Quando è successo? E se non lo sa lei, a chi vado a domandarlo? Ma Già. posso farle qualche domanda? Sì, l'ho già detto, ma di che genere? A parte il fatto che qui le domande le faccio solo Sì. che cosa ha detto la moglie del morto? Oh, cosa che entra su moglie? Lo sa che con lei è impossibile lavorare, continua a tempestarmi di domande. Oh, se gli va quello che ha tempesta di domande, ma stanno a passetti? Se vuole farmi le domande lei, prego, tenga, faccia lei il mio lavoro. Un buon ispettore delle assicurazioni non tralascia mai nulla. Lo scrivo? Scrivi. Nulla. Nulla. Uno dei nostri motti, più che altro scriva il motto. Uno dei nostri motti è pace. Se vuoi cercare, sicuro che il morto giace, cerca, mi sono invece andato, cerca chi con i soldi si dà pace. Ma per carità, avanti, Vusciacola è così bravo, sì. Proprio bravo, In casi del genere, la prima ad essere sospettata, scusa, è la moglie. Potrebbe benissimo aver soppresso il marito per intascare i soldi della polizza. Stavolta c'ha la caccioba magnifico. È così sicuro? Chi le garantisce che la moglie non abbia, che so, un amante e che questi l'abbia spinta a fare quello che lei da sola non avrebbe avuto mai il coraggio di compiere? Ma de sicuro, non a Lucrezia. Lucrezia. Sì, a Lucrezia. Si chiama Lucrezia. Beh, non è certo il nome che l'aiuta. Ora c'ave denunziata solo per un nome di battesimo. A volte il destino di una persona era chiuso nel suo nome. Ha presente Lucrezia Borgia, titolare della pregiata ditta fornitrice di tutte le migliori cose regnanti, repubbliche, signorie nobili ed anche liberi professionisti, purché ricchi, nota come essenze del rapido viaggio al secolo veleni? Sì, ma la nostra di Lucrezia ha una signora innamoratissima del suo marito, che tutte le mattine come arde io già, anche se piove, come se fosse sciurtito su. Sì, questo amore è splendido. Ma se non si sopportavano, Pallino in fico e birilli in terra. Ma Patrizia,
è una cosa più normale del mondo, che anche tra le coppie più affiatate possano succedere quelle qui squiglie che certo non possono interessare qui un ispettore delle assicurazioni, normali battibecchi che non interessano nessuno. Motivi di disaccordi, Sì. Ma se la telavano tutto un santo giorno, fammi un piacere. La Patrizia scherza sempre. Cosa vuole che gliene importi qui all'ispettore delle assicurazioni di quei brevi battibecchi? Certo che me ne importa. Esistevano quindi dei motivi di disaccordo? Motivi del disaccordo, vero e proprio no. Ma una vera e propria guerra continua, quella sì. Questa guerra può aver esasperato gli animi. Dice esasperato. Ma se arrivè a un punto tale che qualunque gesto, anche il più estremo, sarebbe stato giustificato. E quale gesto estremo? Era un divorzio. Perché anche un divorzio penso e considero un atto estremo. Non stavo parlando con lei. Ma chi è questa specie di signoro? Vuole l'ispettore delle assicurazioni, perché l'Arturo le aveva stipulato una polizza in sciadita, o le tenivo a controllare, capisci? E la signora chi è? La signora è la mamma della moglie del defunto. La suocera. Ma come l'ho detto, mi fa meno impressione. Situazione parecchio confusa. 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 Un amico medico, una signora Lucrezia, esperta di veleni, una suocera che mal sopportava il genero. A proposito, lo ha redatto lei questo certificato di morte? No. E perché no? Perché no? Perché? Perché anche le domenica, mia domenica non travaglio. Ma se che di domeniche che te de turno all'uspia? Che certe domeniche. Ma questa non è una deserte. Ma il morto non è, o meglio, non era un suo amico? Sì, ma mai mischiare il lavoro col piacere, ecco. Sì. Le fa piacere redigere un certificato di morte? No, ma quello è travaggio, non è piacere. Il piacere allora è la morte del suo amico. Tu piacere, è una stessa defianza, in tassa del caffè, peccato. Ma che cavolo di risposta è? Ma che cavolo di domanda è la sua? È stato lei il primo a parlare di piacere. Ma mi faccia il piacere, mi faccia. Ma sei ciucchi tutti due? Ma è sua che strala viene. Fai altro che dice mai. Concordo con lei, signora. Questo soggetto elabora concetti scombussolati. Mentre lei invece... Io non mi permetterei mai. Perfetto. Ha finito? E che cosa? Il suo lavoro, i suoi discorsi, insomma. Ma no, il suo lavoro. Non ho mai fatto discorsi sul mio lavoro. Siete voi che parlate d'altro. Io voglio solo accertare il decesso. E vabbè. Oh, No. sì. Come va bene? Ecco, ciao fasse, ma poi ciao non me ne parli più. No, un momento. No, lei non è idoneo. Non è idoneo. Mi sta dicendo che non saprei riconoscere un morto da un vivo? Ecco, abbiamo fatto è proprio quello, sì, può essere benissimo, perché lei ignorante, proprio ignora che ci sono dei morti che sono molto più vivi dei morti stessi, e poi invece ci sono dei vivi che, come sono morti loro, e che quindi anche cosa Mi sono perso. Facciamo così, se mi dà un soggetto da visita e mica spedisce quello benedetto certificato di morte, va bene così? Solo riesco a prendere. Spero che sia una faccenda rapida. Perché scrivi sempre le cose che... Va bene, l'unica faccenda rapida che è lei che buscia, se ne vedete per... È passato per la porta, prima che mi l'arda o barco. Giacomo! Visto come si continua a trattarmi in questa casa, me ne vado. Ma di questa faccenda me ne interesso fin da questo momento personalmente. Berzugu!
Navvero da Gianchetti! Ma se per sapere cose te Gio, ma tu sai anche scemo. Ma puoi dare una mano per scrivere di dinè. Tranquilla che per ora e sono sicuro che non è ancora un momento. Se tu dici ti. Sì. Ma dove è mia figlia? 2 altre figlie. Ma dito, vado e vengo, ancora da senso, capisci? Omi, non capisci niente, mia, niente. E chi che è poco da capire? Tra uomini e donne, è tutta una differente valutazione del tempo, E te contento ora? Che cosa? Che tutto quella maradam con si può accompagnare della seguazione. Ma sai allora che lo si usa Sì, ma anche perché ti sai cosa ti dico ora? Neghi te la ti perché mi da guardi mi sui. No, ora non viene nessuno. Dai tranquillo, Ma te proprio sicura? Sì, mamma, preferisco restare a casa. Ma anche la domenica ecologica e in centro e botteghe sono aperte. Ma mamma, ma è pas possibile che una vedova con un morto, un cuccato in casa vada a fare spesa? Ah, per segato, de sicuro è anche un caso. Lo so, ma domani per il funerale hai bisogno del paio di scarpe negre. De sicuro che de scarsa non ti che per andare, E poi in tu negozio di Leopoldo che quello bello paio di scarpe in fucsia che le chiude una settimana che ti gami su che va a finire che se la catta qualche d'un'altra. Tranquilla mamma, una dito che basta che telefoni che mi porta a casa. E allora cosa ti aspetti a telefonare? Come ti diciamo? Ma ti devi andare in centro da sola? No. O te accompagna lei? Mi? Bene, Ma mi? bene. Non ho qua da andare, e poi un Leopoldo, che figlio Leopoldo? O l'Arturo poi va avere bisogno di me, chi è Leopoldo? L'Arturo? E di cosa ha bisogno? È l'Arturo che penso me, non ti sta a preoccupare. Ma no, perché adesso non è che posso andare a cantare, capisci perché? No dai, andiamo, vieni. E per quasi che ti dà che fastidio, sciolti con me, andiamo. Ma poi ti... Ecco, andiamo. Figetta, lei ti può ingannare, ma non la tua mammina, ti conosce così bene. Non capisco cosa ti dici. E dico che ti fai venire in casa un Leopoldo, con scusa de scarpe, e poi te ne cacci fuori a tutti. Comincio a pensare che quello della seguazione l'avesse ragione. Non capisci cosa ti dici. De contra, capisci me? Ciao figetta, se vedemo. Ciao. De sicuro, a morte dell'Arturo, alla mandò tutti i tuoi baluni, compresa mia mamma, che appariva quella che ne portasse giù di tanto. Pronto, Leopoldo? Sì, Sumi. Sei sempre così gentile. Ti disturbo per quello bello paio di scarpette fucsia che mi sono provata l'altro giorno. Ho deciso da cattale, ma non posso venire in negozio. Ti me porti? Oh, non so da me come ringraziate. E allora fammi un servizio completo. Portami un altro pa negre da letto. E non sto a farmi tanti complimenti, ti mi confondi. Allora ti aspetto. Ciao, grazie, ciao.
Leopoldo, ma che è questo Leopoldo? È impossibile, sconseggio Leopoldo. Manco avesse le regole spagalli. Prego, si accomodi. Buongiorno! Chi è, signora? Ma domandò di chi è? E lo porta su del dato, cosa fa? Appuia! Sono Chiara, la presidentessa del comitato cittadino delle vedove combattenti. Vedove combattenti? Sì, combattiamo affinché cessi immediatamente la barbara pratica di seppellire i nostri mariti nella nuda terra. Noi preferiamo che i nostri adorati compagni siano... Salute! Preferiamo che i nostri compagni siano... Stai a me giù, che se dice qualcosa. Anzi, ci vado da in mego. Allora, è la seconda volta che mi dice anche. Serio, sta bene, non c'è bisogno? No, grazie. Vuole solo impitin di allergia, ecco. Non sapevo che ti patisci d'allergia. Ma anche mio, sapevo. Molto probabilmente le colpa a me. Forse uno è allergico al segno. Comunque, come vi dicevo, rappresento le vedove della città che si battono per liberare l'umanità da anni di assurdi pregiudizi. Cosa vi dentro di tutto questo? Ma Busciascia non è la vidua. Sì, ma da 24 ore scarse. È per quello che sono curiosa subito. E come c'è fatto a saperlo? E vuci cura e gli altri siamo sempre sciocchi vive. Se per quello che tu ci meglio. E mettiamo così i nostri avversari davanti al fatto compiuto. Di quale effetto ci parla? Fregà e pompe funebri. Fregà e pompe funebri? E come? Semplicissimo. Bruciamo e maio. Sì! Salute! Grazie! Perché non bruciamo due mani? Posso? Proprio per spiegare tutti i vantaggi. Già penso che sono le scignue, quelle vere, quelle qua granga e qualche d'una anche con dei titoli, che non domandò se che bruciava un solo maio, anche se uno le è ancora morto. Oh, gli altri non c'è mai piacere. Ma mi non sono chi per parlare di quelle povere delle vite. Ma di chi? Allora passò tutta una vita insieme e vi tenissero vicini, magari anche in casa, testimonia nuda delle felicità vissute. Ma domando come è possibile? Non seppellendolo, ma cremandolo e conservando con amore le sue ceneri. E quello le semaio? Sì, quel che ne resta. E ci sopporta sempre a prova? Logicamente, se duca, come fai a sta sempre insieme? Scusi, ma a piede prima? Erano le ceneri del mio amore. E come si chiamava semaio? Pino amato. Ecco perché prima sentivo due recine a bruciare. Quello non era così. Da legna con quale le bruciò. C'avete, insieme alle amate spoglie, e anche a possibilità di poi bruciare una certa quantità di legna aromatica. E le è proprio necessario? Ma in tu me caso sì, dovendo sparse assegna in tanti posti, ho bisogno di tanta segna. Da quanto ce l'avete stata, Idua? 15 anni. Beh lì, e quanta segna ce l'ha bruciato? Ma libra più, libra meno, 70 chili.
Beh, allora più che a se ne desse maio, lascio ciò solo poi da legna. Sciale chi che si sbaglia in tutta quella serie che sempre l'anima di me maio a sua essenza. È la famosa essenza di Pino, Amato Pino. Allora, cosa se ne pensa? Niente funerale, niente posto camposanto, niente fiori, lapidi, fotografie, pissi e non è da tanto che si paga anche un cimitero. Sciala mia un po' che risparmio, una cascetta come questa in anfora bella sigillata a sapete neanche il salotto. Allora, brigiamo. Sciame me lasci pensare? Va bene, allora vi lascio qui questo dove è scritto tutto. E mi raccomando, scico a vita, non bisogna mai fermarsi. Conosci la vedova, che è passata 3 volte. Ma la vedovanza è soltanto una condizione personale. Lei deve solo pensare che suo marito è vivo, più vivo che mai. Anche tanto del più di quanto sa, immagina, sa. Allora se vedevo. E lei la saluto, mi raccomando, si riguardi, perché con la salute non si scherza. A salute. Aspetti che la ci vediamo accompagno. allora, Ciao la compagno. Signoria. Ma che ne soffochi ti è? Si mi fermi qui da me? Via, abbiamo risolto tutti i nostri problemi. Leopoldo, perché ti fa così? Ti mi fai venire matta? Leopoldo, basta, non resisto, basta Leopoldo, basta. Cosa mi dici? Allora sei forte? Leopoldo, tu capisci? Ma io cosa mi stava suonando? E venio! Leopoldo, se la sognava su Leopoldo chi? Entra Leopoldo, entra! Carissima, ti faccio invece sentire condoglianze. Grazie, da sempre così. Dulce. I fiori vanno trattati con estremo amore per non rovinare la loro magia. E dove esiste un fiore più magico di te, cara. Tu sì che sai toccare il cuore di una donna. E tu toccare l'arco, Ah, quanto te cavo. Ma non hai nessuna prima. Grazie. Tu vuoi caffè? Un più volentieri, grazie, Fatelo. Bevi anche 2 sigarette? No, va benissimo solo un caffè, grazie. Lo Mr. Fergu. Grazie. Ti vuoi anche un biscottino? No, assolutamente. Tu se non ne mangi di sé. Piagli mia cara. Ma cosa ti dici? Ti mi fa giù su enotto. Grazie, ti sei sempre più splendida, ma come ti fecca. Ah, grazie. Ma vieni, assettiti un po' vicino a me. Grazie. Ti hai tu tempo? Sì, godi tu tempo perché in negozio con la show commesso. Sì. Oh. Ma che manfredi che ti che? Comincia a toccare. Ma è bello qui sempre, Freddy. Davanti all'altra che t'ha scavato. Un caffè, come stavo scordando.
Ecco chi, forte da far resuscitare i morti, proprio come piace a te. Di quel caffè lì ti ne hai detto mica una tazza anche a lei. Cosa gli dici? Me paiva! Ho proprio bisogno di quel caffè, grazie. Come che voleva proprio. Grazie. Ti mi fa vedere quello che ti mi portò? Sì. Mi per scarpe e vengo solo da te, sempre così gentile con i clienti. Con i clienti, non con i clienti. Vieni, assetiti che proviamo, vieni, accomoditi. Ecco qui. Dammi un po'. Oh, ma che pe freddi! Ma non sapevi e scarpe con si peglia a sé. Aggi pazienza. Oh, che belle moncade che ti che è! E come ti hai messo in me anche l'altra, te ne prego? Sì, proviamo, ci si aspetta, ecco qui. Ho portato 3 pa de culti. A differenza le sono in tutt'acque, Mi ha impedito, ecco qui, mi ha un po' queste. Mia che meraviglia. Ma Te stanno benissimo. Sì. E poi te slancia. sì, ma non posso andare a funerale con questo padre. Ho capito, ti chiede passare da fare e ti fa un tacco cuscino ti faceva partire. Sì, Ma non io è, voglio- guarda, ti gusta che ho poi io porto queste qui che sono pittinci. Ti vedi un tacco di pittinci basso, mi è pittin. Mi è un po'. Bene. Queste comode sono comode, vado per un guanto. Eh. Ma da vedere sono belle. Devo anche inventare scarpe perché te stanno ben e ti chiedi un po' di gambe che sono stupendi, poi modestamente mi vuoi mettere a vaggio di gambe me ne intendo, ecco. E poi chi saiva quelle, se quelli che ti piacevano prima che mi sei vedica, mi è un po', ti faccio vedere questa mia è un po' che meraviglia, mi è un po' mi è un po'. Ma non posso misurare con questo vestito addosso. Vado a mettere qualcosa di diverso. Sì. Ecco. Leopoldo! Vieni a darmi una mano! Non mi riesce a dire a sua cerniera! Arrivo! Ma cosa che fai io, mie donne? Arrivo! Ma la senti? Ma me l'ammasso questo qui! Mi te l'ammasso, ma che momento! La frutta, la tengo badata, capisci? Una volta una meglio, una volta una feia, è voluto da sta giù! Come l'Ercole! I fantasmi! No, dammi via! I fantasmi! Chi sta sbracciando? Signora Pina? Signora Pina? Ma dov'è signora Pina? È lui che fa girare le vele! È lui! Ma non c'è nessuno qui! Ma come? Era qui adesso! Ma era qui adesso! L'ho visto! Avrò mica dei poteri sovrannaturali che vedo quello che gli altri non vedono. Deve essere proprio così. Perché non se ne va nella sua cucina a vedere se per caso non ci fosse l'Ercole? Se vedo l'Arturo salire su, allora posso vedere anche l'Ercole. Proprio così.
se ne vada a continuare i suoi esperimenti nella sua cucina. Alla fine della favola finiranno per darle ragione e non la prenderanno più in giro. Parole sante, parole sante. Speriamo di essersela levata in tipe per un po' di tempo. Ma scusa, ma chi è questa persona? Chi è? Speriamo che non voglia che vada di là da lenta se cucina. Comunque, è una vicina. Chi è lì? È una vicina convinta di parlare con il defunto. Un mego l'ha detto di cercare di non contraddirla. Vai a finire, dai ragazzi. Io posso lasciare. Ma finiamoci. Prego, si accomodi. Scusi l'abbigliamento, ma non aspettavo. Ah no, ma sono io a dovermi scusare. Sa, sono passato senza preavviso, ma ero qua in zona e... Ma... odore di pino. Ma di pino bruciato. Ma questo lo riconosco. È il signor Amato Pino. Ma che brutta fine. Ah, mi scusi, non mi sono presentato. Sono l'impiegato dell'agenzia delle pompe funebri. Ho già parlato con un suo collega. Ah sì, ma io faccio parte del servizio di letto congiunto che lei ha richiesto alla nostra agenzia e che a mio giudizio è uno dei più riusciti. Ho capito, ma in cosa consiste il suo servizio? Meglio sedersi, Prego, sa. accomodi. A volte urta un po' la sensibilità dei parenti della cara Salma. Cioè? Devo sottoporre la cara Salma al trattamento. Oh, bel signore! Ma che cos'è quell'arnese lì? Non impressionatevi, è un normale apparecchio per iniettare medicinali all'interno dell'organismo. È una siringa. È giusto. Ma è enorme. Osservazione pertinente, ma vede, questa siringa non serve a iniettare liquidi attraverso la pelle, no? Questa usa un metodo diverso. In parole nude, crude, sì. Vede, anche se la cara Salma ormai è tale perché è estinta, le sue cellule per un certo tempo hanno continuato a vivere, producendo scorie che l'organismo riesce ugualmente a considerare nocive e che quindi cerca in ogni modo di espellere. Ora, questa evacuazione, se non controllata, potrebbe avvenire in qualsiasi posto, in qualsiasi momento. Mi fa di presciucco da fare. Sì. Va per scorie e intende quelle che ne intendo me. Esattamente, A signora. avevo capito bene. Lei è un clistere, ma è enorme. Beh, considerando che le salme ormai non possono avvertire più alcun dolore, preferiamo andare sul sicuro utilizzando uno strumento equino. Equino? Equino! Ah, allora lei ti si vede da cavalli. In parole nude e crude, sì. Comunque le posso assicurare che il tutto è per il bene della cara Salma. Fa la testa, Ci vuole proprio quella misura lì. Sì, signora. Scusi, ma perché queste cose qui lunedì al momento della firma del contratto? Abbia pazienza, scusi, Lei deve capire Sì. che chi viene da Siamo noi qui. ha appena avuto dolore. E non è proprio Sì. il caso di entrare nei minimi dettagli del trattamento a cui bisogna sottoporre la cara Salma. Mentre Capisco. la stessa cosa, detta in un secondo tempo, la fa sembrare meno terribile, ecco. Sì. Comunque lei dice che la cosa deve essere fatta. Assolutamente sì, signora. Posso procedere? No! Come no? Sì. Ah, sì, grazie. Un momento. Già l'aspetto. Non penso che resistio a questa operazione che veramente mi fa rabbrividire. Te lascio lì e scappo e poi sentiamo. Saluti signoria, arrivederci, anzi a non rivederci, salute! Posso procedere, signora? Prego. Grazie. Ci vorrà molto tempo? No, vedrà, farò in un attimo. Sembra viva. 44 salme in fila per 3 con resto di 2. Giacevano compatte in fila per 3 con il resto di 2.
tempo. Perché ti mi hai fatto se nasciti che avevi e ciavi, te mi dici? Poi devo disturbare e poi a porta aperta. Sì. Aspetta, vado in minuti su, il tuo posto d'urgenza, ma vengo subito, vengo subito. Che ne avevo urgenza prima mia. E bisogna cacciarli con questa chiura disintossicati. Alle troppo diuretiche. Ognuna di queste vicina in bagno, ma io non so. A Lucrezia, a Nughe. No, allora andiamo a cercarla, vieni, vieni, ma non vieni. ti avevi l'urgenza du bagno? Sì, ma ora alle urgenti e asciutti, vieni, chi è che è urgente, vieni. Sì, ma non posso. Non è così convinto. Ma te l'avevo detto che non posso sciortire senza borsetta, vedi che te l'avevo già detto. Ma ti dico ti l'hai pigiato un setta, Sì, però a Lucrezia non è a casa. No, a Lucrezia. Poi che anche a porta aperta. E sei a dimenticare, vedi? Ma non è. Aspetta. Lei che se stai a dormire a chiedere vicino al carro estinto. No, e da chi ha Lucrezia a Nughe? Come a Nughe? No, a Nughe. Leviti un po'. No, non mi spingi. No, non mi spingi. Via, te posso spiegarti. Sì. Eccoci, bravo, spieghi. Sì, su fenomeni paranormali. Te presente a vicina di casa, quella della frutta. Ma che fenomeni. Ti chiamo prima, per quello che tu sapevi. Cos'è lei che sapevo, mi? Che gli dretto a Lucrezia non è. Come Nughe a Lucrezia? Chi dre a Lucrezia? No. A Nughe. A Nughe a Lucrezia. A Nughe a Lucrezia. Nughe a Lucrezia, chi dre a Nughe. Ma voi bacio. Miracolo! Ciantella che fai scemi inflati qui e dava una mano a mamma, Giacomo. Ma pensa se... Per forza che pensa. Vedi che sta bene ora? Se tu dai piazza, non dà ciante, ti faccio lui a farsi dei bastoni. L'ho visto. Sì, Azzurro. Sì. Come la nostra vicina vede l'Ercole. L'ho visto. Ma pensa da Ciova. Per forza, le socie pensa, vedi. Vedi. Ti sapevi esatto tutto di Di sicuro che sapevo. Ti vedevi considerare scema per pensare dei pigiami in giro con una storia simile. E allora perché non ti mi afferrò? Volevo vedere dove andavi a finire. Piuttosto, ma cosa ti ha fatto quel povero disgraziato delle pompe funebri? Se si può capire senza manco di una parola. Volevo dire, lascia appena, te hai visto come lei ha raggiato? Ma non stava un tappeto quella donna lì, meschinetta, mi rincresce perché fuori fuori è una donna marrò. Assai a due a spiegare come ti ho fatto tornare in vita.
A proposito, cosa ti mi dici di te e di Leopoldo? Quello Leopoldo là? È proprio un besugo. E cosa ti vuol dire? Che storia, l'invenzione, a cerniera, scarpe, un caffè e tutto quanto, è tutta una commedia. Te vuoi su mettermi a prova facendo finto morto? E mi, tu fai tu fingo, tu bevi. Senti, parliamo se c'è. Tutto quello che le è successo le è servito dal bisogno. Sì. Ma ora salieva un concio stupido continuare con certi modi di fa. Non te fa? Sì, però a una condizione. Che cangiamo a ciaveglia. Una chiave per te, una chiave per me e per te voi nessuna chiave. Scemo. Me ho sta peggio. E chi mi fa? Ma perché sei già tutto a posto? Sì, mi sono ripigiato, Posso andare al bagno? Un momento, devo dire due parole a quattro leggi. Sì. Ti vanni di là da mamma. Dato. Sì, ti vanni? Sì, che vado in te, perché quando mi vede, a sveglia un'altra volta, mi ha detto soddisfazione grossa da me vita quella donna. Coserina! Non cangia mai. Ebbene? E ti era già con me? Mia, che l'idea non è stata a me, ma ha detto Maio. Lo sapevo. Ah, tu sapevi, E allora, domani, solito posto, e solita ora? Non so, foscia. Come foscia? Cosa le finia, Ma, a dice, ma, mia Lucrezia, sentimi un po'. Lucrezia. Ecco, Lucrezia, non mi fa culo verso lì. Lucrezia, no!